vicini e conoscenti con pistola rubata. In casa durante la perquisizione anche borse di lusso false. Arrestato a Venezia il 52enne di Caserta, già noto alle forze dell'ordine. Ondata di calore, boom di ricoveri e accessi nel pronto soccorso dell'ULSS 3 che registra un aumento del 30%, in particolare a Venezia città. Ammontano a decine di migliaia di euro i danni provocati ai cimiteri ebraici di Venezia dall'ondata di maltempo che ha colpito recentemente il Lido. Molti alberi sradicati dal vento sono crollati sulle tombe. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, pronto a denunciare gli haters che sui social si sono resi protagonisti di pesanti insulti razzisti contro il matrimonio misto da lui celebrato. Case ater invase dalle piante che non vengono tagliate, rischio di occupazioni abusive. I residenti di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Mestre sono esasperati e chiedono un intervento immediato. A 92 anni Arrigo Cipriani diventa attore per il video del Ravenna Calcio che annuncia dopo 15 anni di ritorno in campo in Italia di Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano affronterà a 46 anni il campionato di Serie C. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e province. In primo piano dunque quanto accaduto con una perquisizione scattata nell'ambito di un'indagine per presunte minacce. La Polizia di Stato ha arrestato un 52enne in casa, è trovata un'arma rubata, materiale esplosivo e decine di prodotti di marchi di lusso contraffatti. Una pistola rubata, materiale esplosivo illegale e decine di accessori e capi d'abbigliamento contraffatti riconducibili a noti marchi del lusso internazionale. È quanto trovato dalla polizia nell'abitazione di un 52enne originario della provincia di Caserta, arrestato con l'accusa di detenzione illecita di arma da fuoco. Al termine di un'indagine avviata dal commissariato di Chioggia e coordinata dalla squadra mobile di Venezia. Gli investigatori stavano verificando alcune segnalazioni relative a presunte intimidazioni che l'uomo avrebbe rivolto ad altre persone utilizzando l'arma e gli approfondimenti hanno permesso di ritenere attendibili questi elementi. Così, in accordo con la procura, è scattata la perquisizione in casa, nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato la pistola rubata anni fa in provincia di Napoli, oltre arresto. Il 52enne è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione illecita di arma da fuoco e posto agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti sono scattate anche le denunce per minacce, ricettazione, possesso illegale di materiale esplodente e detenzione di prodotti contraffatti destinati al materiale illecito del falso. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con i canali di distribuzione della merce sequestrata e verificare il contesto delle presunte minacce che hanno dato origine all'attività investigativa. Serata di tensione tra A4 e Triestina dove un automobilista ha ignorato due alte e ha tentato anche di investire gli agenti durante la fuga. L'uomo poi fermato e denunciato è risultato positivo all'alcol test, indaga la procura di Pordenone. Notte di tensione tra l'A4 e la Triestina, con un automobilista che per 2 volte ha ignorato l'ALTE e ha tentato di forzare i controlli, sfiorando anche gli agenti intervenuti. La vicenda è iniziata lungo la carreggiata est dell'autostrada A4 tra Portoguaro e la Tisana. Una pattuglia della Polstrada ha intercettato un Audi e imposto l'ALT, ma il conducente ha reagito accelerando e forzando il posto di blocco, sfiorando un agente. Dopo un primo inseguimento fino alla Tisana, il veicolo è riuscito a dileguarsi. Poco dopo è ricomparso nel territorio di San Michele al Tagliamento, lungo la strada statale 14 Triestina, dove ha perso il controllo, finendo contro un distributore di carburanti nei pressi di Bibione. La fuga è ripresa anche in quel secondo momento. La polizia locale del distretto Veneto Est ha intercettato l'auto e il conducente. Dopo aver finto di collaborare, ha nuovamente tentato di scappare, rischiando di investire un agente. A bloccarlo è stato l'intervento diretto degli operatori, che hanno aperto la portiera del veicolo e interrotto la corsa. Qui l'auto in movimento ha urtato la pattuglia, riportando danni lievi. Alla guida un uomo residente nel Bellunese, poi risultato positivo all'alcol test. Nell'abitacolo sono stati trovati un coltello a serramanico e una mazza, ora sequestrati. I 2 agenti invece hanno riportato ferite lievi. L'uomo è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale, lesioni, guida in stato di ebbrezza e possesso di arnesi atti allo scasso. Sull'intera vicenda è stata informata la procura di Pordenone.
Con l'ondata di calore crescono gli accessi al pronto soccorso, più 30% a Venezia città, dove negli ultimi giorni si è registrato l'aumento più significativo. Tra i casi un operaio collassato e un senza tetto soccorso per disidratazione. Negli ultimi 3 giorni abbiamo osservato un aumento medio degli accessi nei 5 pronto soccorso dell'USL 3, compreso tra il 2 e il 3%, spiega il primario Pellegrini. Il caldo può innescare quadri clinici complessi, dice. Non a caso nell'ultima settimana su 5.000 accessi complessivi al pronto soccorso dell'USL 3, una quota stimata tra il 5 e il 10% ha presentato condizioni nelle quali il caldo ha avuto un ruolo determinante o concausale. Sono ingenti, sull'ordine delle decine di migliaia di euro, i danni provocati ai cimiteri ebraici di Venezia dall'ondata di maltempo che ha colpito recentemente il Lido. Molti alberi, infatti, sradicati dal vento, sono crollati sulle tombe. C'è stata una devastazione di ramaglie, alberi sradicati completamente, solo a guardarli è terrificante pensare che potesse passarci sotto qualcuno. Sono caduti anche cipressi altissimi. La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su Venezia il 10 giugno ha lasciato una ferita profonda nei 2 cimiteri ebraici del Lido. Questo albero bloccato, in miracoloso equilibrio da altre piante che ne hanno fermato la caduta, è solo la prima avvisaglia. Basta fare pochi passi per incontrare un'intera fila sradicata all'unisono, crollata rovinosamente sulle tombe. Il giardiniere responsabile dei cimiteri ebraici di Venezia, Artemio Tagliapietra, è stato testimone di quel breve ma intenso passaggio di forti raffiche di vento che hanno accompagnato un pomeriggio di pioggia torrenziale. È andato per fasce, colpito un paio di fasce dei cimiteri ebraici e colpito la zona di San Nicolò fino alla rotonda del feribot. Ha cominciato ad addensarsi sempre di più il cielo e a un certo momento è diventato tutto bianco, pioggia, vento e grandine. E dopo un quarto d'ora, 20 minuti, è andato via tutta questa muro bianco e mi sono ritrovato con una devastazione molto sconfortante. Assieme ai giardinieri, il presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, è impegnato in un sopralluogo che dovrà effettuare una prima stima dei danni, ma pare già evidente che ci si troverà di fronte ad una cifra impegnativa. Abbiamo 2 cimiteri che sono patrimonio della comunità, in cui non ci sono loculi ma ci sono solo tombe che noi non dissotterriamo mai. Quindi abbiamo gli ebrei morti a Venezia dal 1386 grosso modo fino a oggi. Quindi l'area è enorme, le tombe sono tantissime, sono migliaia, decine di migliaia, e noi dobbiamo, piccolissima comunità ormai ridotta a 400 anime, poco più, siamo responsabili di tutto questo patrimonio monumentale. I 2 cimiteri ebraici di Venezia sono nati in un'epoca in cui il Lido era ancora molto lontano dall'essere urbanizzato e sorgono a poca distanza l'uno dall'altro. Quello cosiddetto moderno si estende per oltre 5 ettari. Il cimitero storico, la cui superficie è stata molto ridotta dalle peripezie che ha attraversato nel corso dei secoli, risale addirittura alla fine del 1300. Dagli anni 90 del secolo scorso, entrambi i cimiteri sono oggetto di una costante ma non sempre facile operazione di recupero, che non è certo aiutata da eventi climatici estremi come quelli del 10 giugno. È un patrimonio dell'umanità. Chi entra nel cimitero ebraico del Lido, sia in questo antico dove siamo adesso, che in quello che noi chiamiamo moderno, ma a parte dal Settecento, si rende conto di avere di fronte la storia di quasi 7 secoli di comunità ebraica di Venezia, e potremmo anche dire la storia di Venezia. Il sindaco di Martellago pronto a denunciare gli haters che sui social si sono resi protagonisti di pesanti insulti razzisti contro il matrimonio misto che lui ha celebrato. È quasi pronto il faldone che Andrea Saccarola, sindaco di Martellago, si appresta a consegnare ai carabinieri e alla polizia postale. Nel dossier sarebbero raccolti nomi, cognomi e commenti delle centinaia di utenti che sui social hanno rivolto insulti volgari e offensivi a una coppia di sposi unita in matrimonio lo scorso fine settimana.
La vicenda è esplosa dopo che il primo cittadino sabato scorso aveva celebrato un matrimonio misto e pubblicato una fotografia della cerimonia sulla propria pagina Facebook. In poche ore il post è stato preso di mira da numerosi commenti dal contenuto discriminatorio. Indignazione e polemiche dopo la pioggia di insulti sessisti e razzisti sotto al post del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola. Sindaco cui nel frattempo sono arrivati anche quasi 1 migliaio di messaggi di solidarietà, tra questi anche quello dell'assessore veneziana Paola Mar. Tutti, di fronte alla raffica di quelle offensive rivolte agli sposi, hanno espresso ferma condanna per quanto accaduto, sostenendo il sindaco nel segnalare alle autorità competenti gli autori dei contenuti ritenuti più gravi. Nella nostra comunità non c'è spazio per l'odio, il razzismo e ogni forma di discriminazione, ha ribadito il sindaco, deciso ad andare fino in fondo per tutelare la dignità della coppia e affermare i valori del rispetto e dell'inclusione. Nei prossimi giorni il materiale raccolto sarà trasmesso agli investigatori che valuteranno eventuali responsabilità e possibili profili di rilevanza penale dei commenti pubblicati online. È arrivato in Veneto con l'8ª tappa il progetto di CDP e Confindustria per lo sviluppo delle imprese del territorio. Un nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Veneto e risposte efficaci alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra istituzioni e territori. Sono gli obiettivi del roadshow di CDP e Confindustria insieme per il futuro delle imprese, che ha fatto tappa a Venezia dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino e Napoli. Dobbiamo lavorare perché le imprese devono fare quel salto che oggi lo richiede il mercato, quindi di crescita, di anche rafforzare patrimonialmente le aziende, perché solo così si riesce ad affrontare quegli investimenti legati all'innovazione che oggi sono richiesti. Lo scenario internazionale non aiuta, ma il mondo imprenditoriale veneto è pronto a rimboccarsi le maniche. Sono tutte situazioni che preoccupano, che non ci consentono di stare tranquilli, per cui ancora una volta dobbiamo pensare a uno sviluppo delle nostre imprese che sia pronto ad adattarsi a questo tipo di difficoltà. Non parlo solamente della famosa resilienza delle nostre imprese, che è una caratteristica che tutti ci riconoscono, ma anche appunto di prepararsi, anticorpi, prepararsi per poter proseguire la nostra strada. Io credo che l'opportunità che ci dà oggi CDP sia, come dicevo prima di fronte al pubblico, un volano che mette in movimento dei meccanismi virtuosi che sono comunque necessari. Le imprese hanno colto la peculiarità della Cassa come istituzione che sta sul mercato, che quindi dialoga con chi compete sul mercato, e questa è una delle grandi novità che ha caratterizzato la Cassa, la cui origine era più legata al servizio alle pubbliche amministrazioni e alle infrastrutture. La tappa veneziana è stata l'occasione per rafforzare il dialogo e l'interazione con le aziende del territorio veneto, con lo scopo di sostenere le priorità strategiche della regione e del paese, guardando a specifiche aree di intervento definite dall'accordo firmato a Roma dal presidente di Confindustria e dall'amministratore delegato di Cassa Depositi. Cassa Depositi negli ultimi 4 anni ha sostenuto oltre 13.500 imprese venete, con circa 5,6 miliardi di euro, e ha sostenuto 250 amministrazioni locali. Cassa si è evoluta, le necessità delle imprese anche sono cambiate visto lo scenario geopolitico internazionale. Oggi spieghiamo quello che Cassa può fare anche per le imprese piccole o medio piccole, perché abbiamo modificato il nostro modo di lavorare e possiamo finanziare in maniera diretta anche queste imprese, e in più possiamo lavorare in maniera sistemica aiutando le imprese venete, che da sempre hanno una forte vocazione all'export, ad essere ancora più presenti sui mercati internazionali. E le piccole imprese venete riducono il raggio d'azione dei propri investimenti, l'incertezza economica e geopolitica e le sfide legate al ricambio generazionale tra le cause.
Le piccole imprese venete investono meno sul lungo periodo. Costa quasi il doppio andare a chiedere denaro alle banche per le nostre imprese, a differenza invece dell'industria, che costa molto meno e sono più facilitate. Secondo un'analisi di Confartigianato Imprese Veneto, il calo del credito alle piccole e medie imprese, pari a meno 5,5%, e l'aumento della liquidità sui conti correnti indicano una crescente prudenza legata all'incertezza economica e geopolitica. Dobbiamo pensare che per gli Emirati Arabi Riuniti è calato del 40%, era uno dei paesi emergenti per l'export del nostro Veneto. Così pure abbiamo la Turchia, meno 10%, meno 21% del Messico, questi due paesi importanti per quanto riguarda invece la produzione del manifatturiero veneto. A pesare è anche il mancato ricambio generazionale. Oltre il 27% degli imprenditori artigiani ha più di 60 anni e negli ultimi 6 anni il passaggio di impresa ha interessato appena l'11,6% delle aziende. Purtroppo solamente l'8% riesce ad avere il cambio generazionale e anche questo crea difficoltà per quanto riguarda la continuità, la crescita delle imprese. Una situazione che rende più difficile programmare investimenti destinati a produrre risultati nel lungo periodo. Per il presidente Roberto Boschetto la sfida non è solo facilitare l'accesso al credito, ma garantire alle imprese un contesto stabile che favorisca investimenti, innovazione e crescita. È per questo che abbiamo bisogno di un governo che creda a noi e che quindi riveda un po' l'impostazione che ha attualmente. Case Ater invase dalle piante che non vengono tagliate e rischio di occupazioni abusive. L'appello e l'esasperazione dei residenti di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Mestre. Al di là della vegetazione che si può vedere, io vengo qua con mio figlio che ha 5 anni spesso a trovare la nonna, quindi potete immaginare le condizioni igieniche. Segnalo che anche la veranda c'è stata un'effrazione e ci sono proprio dei clandestini che ci vanno a dormire, con tutto il rischio legato a accensione di fuochi o che altro, non so, una situazione di grande stress per gli inquilini. Una selva è, io ho chiamato, ha detto sì signora adesso facciamo che vengono quelli per pulire, questo che altro, l'ho chiamato un'altra volta, sì ha ragione però sono lenti, questo, ho chiamato una settimana fa, tapon sul buso da dire realmente, ho detto i mesi anche venuto dentro, che hanno tentato di venire dentro, tutto quanto, e adesso non posso andare avanti così. La situazione sta diventando insostenibile in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Mestre, poco distante da via Piave, denunciano molti residenti. Le case Ater chiuse, murate, in attesa di essere sistemate e riassegnate, sono circondate da erbe e piante che invadono anche le abitazioni vicine e nessuno interviene. Io ho segnalato ad Ater con varie PEC, per esempio una di aprile e una a giugno, la situazione, ma poi al di là di un paio di telefonate da parte di Ater non è successo nulla. Ma non si tratta solo dello stato di degrado dato dalla mancanza di manutenzione del verde. I residenti hanno paura anche di chi si intrufola per bivaccare e non solo, come testimoniano queste fotografie scattate all'interno. È un problema di sicurezza perché comunque non si sa chi c'è, di notte entrano, hanno spaccato i vetri e si sono accampati all'interno. Lì c'è una seconda veranda sul retro e appunto il timore è che facciano la stessa cosa che è successo davanti, cioè strappare la plastica arancione, spaccare tutti i vetri e accamparsi in maniera abusiva. Hanno già tentato di venire dentro 2 mesi fa. Non hanno fatto niente, mi hanno rovinato un po' la porta perché volevano andare forse di sopra perché c'era un altro signore prima che l'hanno buttato fuori, che non so che cosa c'era da dire. Mi hanno rotto gli ometti che mettevo qua, li hanno rotto, il balcone devono aggiustarmelo, l'Ater deve aggiustarmelo perché hanno sforzato, però non ci sono riusciti da dire. E basta da dire, però tutto questo non ci resisto più, guarda, sinceramente. Qua siamo come in carcere. Io non ci sono mai stato, però è molto peggio la situazione. Adesso aspettiamo le istituzioni che facciano qualcosa.
Le piante stanno invadendo le case, gli spazi esterni e quelli che le circondano sono inutilizzabili, senza contare il proliferare di insetti e zanzare. I residenti lanciano un appello. Che vengano a sistemare, che mi lasciano pulito. Guarda che roba da dire, che mi lasciano pulito, che devono fare, che vengano. Hanno detto che non ce la fanno la ditta, non ce la fa la ditta. Voltiamo pagina. 92 anni, Arrigo Cipriani diventa attore per il video della Ravenna Calcio che annuncia dopo 15 anni il ritorno in campo in Italia di Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano affronterà 46 anni il campionato di Serie C con la maglia della Ravenna di proprietà di Ignazio Cipriani, nipote di Arrigo. Nel video Arrigo Cipriani, lo vedete, guida un motoscafo che ha a bordo il calciatore brasiliano, parte di un filmato che lega Venezia a Ravenna e Rio de Janeiro. E con queste immagini termina la nostra edizione del telegiornale veneziano. Ora sigla e previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.